Amici di Bella Sicilia, in diretta dal lungomare di Sant'Agata Militello, con la sfilata dei carretti siciliani per l'evento 1000 metri di tela per 1000 sorrisi. Inizia così questa domenica. Buongiorno a tutti e buona domenica dalla costa tirrenica, che oggi vede protagonista una manifestazione davvero interessante, piacevole, ricca di colori e tanta allegria, che vi sveleremo nel corso di questa diretta, quindi continuate a seguirci perché il video è appena iniziato e non sarà avaro di emozioni. Ed ecco l'entusiasmo dei presenti, i visi stupiti di coloro che hanno la fortuna adesso di essere qui in questo momento. Per tutti coloro che non hanno tale possibilità, in diretta regaleremo tutto questo per tutti voi. Condividete il video, fateci sapere da dove ci state guardando, perché davvero sono momenti straordinari che meritano di essere condivisi, quindi condividiamo questo video. Complimenti, complimenti. È un piacere essere qui a Sant'Agata di Militello. Noi veniamo da tanto lontano, veniamo da Agrigento, però per noi è un piacere. È un piacere avere portato dalla nostra amata Agrigento la tradizione del carretto siciliano. Speriamo che il fatto di stare assieme a voi oggi sia una giornata di gioia, dove noi andremo con i nostri canti, con le nostre tarantelle tradizionali, andremo ad impreziosire un po' questa mattinata in questo lungomare meraviglioso pieno di gente. Speriamo di essere di vostro gradimento e speriamo che possiate restare magari tutto il resto della giornata ancora assieme a noi a farci compagnia. Grazie, buon divertimento, buona domenica. E sarà sicuramente così, sarà una grande mattinata, una grande domenica. Ma adesso vi sveliamo un po', vi immergiamo ancora di più in questo giorno. Evento 1000 metri di tela per 1000 sorrisi, giunto alla sua 7ª edizione. Questa manifestazione rappresenta un momento di creatività, condivisione e allegria. Nel corso degli anni 1000 metri di tela ha coinvolto numerosi giovani allievi delle scuole di ogni ordine e grado, dai più piccoli delle elementari fino ai liceali. Ed ora questa breve passeggiata in diretta per immergervi anche a voi, gentili amici di Bella Sicilia che ci state guardando, in tutto questo. È un'occasione in cui l'artista che è in ognuno di noi può esprimersi liberamente e lo farà qui a 2 passi dal mare. Anche quest'anno, tra la Villa Bianco e la Rotonda, è stata allestita una lunga tela su cui artisti e partecipanti, con spirito goliardico e tra risate e scambi di idee, stanno dipingendo rispettando il tema di quest'anno, ossia i 1000 volti della Sicilia. A fine giornata si terrà anche una premiazione per le opere più significative. Noi continuiamo in diretta questo video, fateci sapere cosa ne pensate di questo momento che vi stiamo regalando a tutti voi, lasciatelo scritto nei commenti. Complimenti! Come avete visto a inizio video, l'evento è stato arricchito da sfilata di carretti siciliani. Vi saranno bande musicali, gruppi folcloristici che creeranno un'atmosfera autenticamente siciliana e festosa. Quest'anno i fondi raccolti saranno destinati al progetto Nebrodi Cardioprotetti, promosso dall'associazione e volto a installare nuovi defibrillatori sul territorio nebroideo.
Salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia che si stanno collegando in diretta e che stanno condividendo il video. Continuate perché adesso noi ritorneremo dai carretti siciliani e termineremo lì il nostro video. Vedremo di avvicinare anche i nostri microfoni Rosy Piscitello per scambiare con lei qualche parola dedicata a questa 7ª edizione ricca di tante novità. E guardate, dai piccolissimi ai meno giovani, tutti impegnati per questo giorno, tutti impegnati a dipingere con tanta gioia ed allegria. Naturalmente tutte le interviste prossimamente su Onda TV e su Bella Sicilia, quindi continuate a seguirci sui nostri social ed in televisione canale 75 per farvi vivere tutto in maniera davvero approfondita. Ed ora vedremo in diretta di avvicinare Rosy Piscitello ai nostri microfoni, vedremo di scambiare 2 parole con l'associazione Parole e Colori, con i vari componenti, per far uscire in diretta anche qualche testimonianza emozionante. Tutte le altre le troverete su Onda TV prossimamente. Siamo in diretta, quindi una battuta con te. È bellissimo. Cosa possiamo dire di questo giorno? Facciamo vedere alle spalle i carretti, allora. Di questo giorno che cosa possiamo dire? Solo meraviglie, perché è bellissimo. Io sono emozionatissima nel vedere tanta maestosità di questi carretti siciliani che sono veramente la nostra tradizione. Contenta di averli portati a Sant'Agata di Militello. Scendete tutti e veniteli a vedere, perché un'occasione così non succederà mai più. 7ª edizione ricca di tante novità, soprattutto il tema e la solidarietà, oltre che la Assolutamente sì, ma siccome la solidarietà ha bisogno di allegria, perché deve essere anche leggera, deve essere veramente vissuta con sorriso e con allegria. Con i 1000 sorrisi di oggi, grazie, complimenti. Assolutamente sì. Grazie, Grazie a complimenti. tutti voi. E noi rammentiamo, leggendo le vostre domande, dove ci troviamo. Siamo a Sant'Agata Militello. Prova, sì, ci siamo. Adesso siamo in stereofonia, così possiamo ascoltarci e sentirci meglio. Volevamo ancora ringraziare tutti voi per l'accoglienza e per l'ospitalità che oggi ci state offrendo. Volevo presentare un po' le scuderie